La commedia dell'arte è il grande amore della mia vita teatrale, ma anche della mia vita personale. L'ho incontrata in un modo particolare, in una frazione del comune di Zogna, in provincia di Bergamo, questa frazione che si chiama Stabello. C'era un giovane ricercatore che si chiama Claudio Gotti che si è messo a studiare i carnevali di quella zona. In particolare il carnevale di Stabello aveva qualcosa di estremamente particolare. Due cose sostanzialmente, due eventi che si ripetono tutti gli anni. Uno, una cosa che loro chiamano la mascherata, in cui le persone del paese si ritrovano, si mascherano e mettono in scena una sorta di commedia che contiene tutti gli aneddoti, i pettegolezzi, i fatti più importanti, le speranze di un anno di vita. La seconda cosa, altrettanto importante, che è quella che mi ha colpito di più in quel momento, sto parlando del 1975 o 76, il rito per cui una persona rimane a vivere nella foresta per 3 giorni, sto parlando d'inverno, poco prima di Carnevale, scende in paese l'ultimo giorno di Carnevale e può entrare nelle case, dire e fare quello che vuole, purché rispetti due condizioni: non smettere mai di danzare al suono delle due fisarmoniche che lo aspettano all'ingresso del paese all'inizio del rito, e bere tutto quello che gli verrà dato da bere nelle case. Alla sera questo personaggio, che è vestito di frasche, di foglie, di albero, ha una maschera di pelle d'animale, a forza di danzare, di bere e di essere libero di parlare, ha raggiunto una specie di stato di trance. Quando 2 anni dopo ho costruito il mio primo Arlecchino con Silvio Castiglioni, molto di questa ritualità era entrata nella costruzione del personaggio. Lì vicino a Zogno c'è un altro posto molto famoso nella Bergamasca che si chiama Oneta, frazione del comune di San Giovanni Bianco, dove c'è una casa che si chiama la casa di Arlecchino da ben prima che la commedia dell'arte fosse un fenomeno storico conclamato, e quindi si chiama Casa di Arlecchino da poco prima del 1400, perché c'è un vecchio affresco sulla facciata dove c'è un personaggio irsuto, non si capisce se è vestito con una pelle di animale peloso o se è nella stilizzazione dell'affresco vestito di frasche come il personaggio di Stabello, e ha in mano una sorta di clava però strana che la gente del posto chiama appunto Batoccio. Questa casa sorge esattamente su una delle vie francigene, ovvero quelle strade che portavano dall'Italia verso la Francia, in questo caso attraverso la Svizzera ma verso Parigi, per commercio reciproco. Non è difficile pensare che il Tristano Martinelli possa aver percorso questa strada una volta o l'altra. Di fatto questo è una delle evidenze del nome Arlecchino antico. L'altra evidenza, come sanno tutti, sono i diavoli sulle quinte e sui cieli delle sacre rappresentazioni, e si chiama tuttora Arlecchino il cielo in alto, per la stessa ragione che una volta riportava figure di diavoli che venivano chiamati arlecchini. Tristano Martinelli si dice che abbia visto anche la possibilità di provocare il suo uditorio, cosa nella quale era molto abile, adottando per il suo Zanni furbo e testardo questo nome dei diavoli. Che l'abbia preso dalla casa di Oneta o dal nome dei diavoli, questo ai miei occhi non è importante. Quello che è importante è vedere che è una delle tracce per cui nella professionalizzazione viene conservato molto il contatto con il rito originario. Probabilmente, per quello che riguarda i comici dell'arte, uno dei veicoli più importanti era l'improvvisazione, perché ogni volta che vedo qualcuno improvvisare molto bene mi viene in mente la trance del personaggio danzante e forse ubriaco della cittadina della frazione di Stabello. Devo dire che questa cosa della trance derivante dall'improvvisazione, che poi
qui si aprirebbero dei capitoli enormi, no? Che differenza c'è tra improvvisazione e dialogo ben imparato? Se il dialogo ben imparato non riesce a diventare quasi improvvisazione, tutti lo sanno meglio di me, non sta in piedi sulla scena. Quindi il dialogo ben imparato contiene qualcosa della trance, quasi profetica direi. Questo passaggio verso la professionalità di radici popolari profonde mi ha fatto spesso pensare, quando sono arrivato in Friuli, che meriterebbe studiare veramente fino in fondo le maschere del Friuli, quelle di Sauris, quelle della Val di Resia, quelle di Pulfero e altre che in questo momento non mi vengono in mente, per vedere come l'anima popolare e i suoi bisogni possono andare ad arricchire un teatro professionale di maschere di adesso. Io poi ovviamente penso che bisogna gettare un occhio anche a quello che ha voluto dire il teatro di maschere in senso professionale in Friuli. Gli amici del Brat hanno rispolverato il personaggio di Malacarne. Ce ne sono stati altri molto interessanti. In una commedia udinese del 1600 appare uno Zanni che si chiama Battello, che guarda caso ogni tanto parla bergamasco, ed è stato questo incontro con il personaggio di Battello che mi ha fatto capire che qual è davvero la relazione tra la città, tra il luogo geografico, tra virgolette, di origine e le maschere. Non è, come può senz'altro essere avvenuto per Pulcinella, l'espressione di un'anima popolare che diventa maschera. Non sempre, spesso, come per Balanzone, per Arlecchino stesso, per Pantalone, per Brighella nella versione milanese, spesso le maschere sono caricature della identità geografica dei personaggi. E quindi da questo punto di vista mi sono fatto qualche matta risata quando c'è stata, non tantissimi anni fa, una disputa pazzesca tra Bergamo e Mantova su chi doveva fregiarsi della palma di patria di Arlecchino. Mantova perché patria di colui che per primo si è chiamato Arlecchino sulla scena, o Bergamo perché Arlecchino è la maschera bergamasca. È un po' come la storia del balcone di Giulietto Romea. Lasciamo alle aziende per il turismo questo campo e noi occupiamoci dell'essenza. La mia essenza, per la quale ho incontrato la commedia dell'arte nei riti del carnevale più che sulle scene della commedia dell'arte che già c'era allora, la mia essenza è terzo teatrista, ma guardiamoci bene che cos'è il terzo teatro. Il terzo teatro, che cos'è stato? Dunque, non era né il teatro delle copertine, né il teatro ufficiale di impresa, non era neanche il teatro delle avanguardie storiche, di quelle di altissima sperimentazione formale. Il terzo teatro, dunque, la vera definizione di terzo teatro è un terzo teatro che non è né carne né pesce, né salame, né polenta. Questo è molto importante saperlo, per evitare di pensare che il terzo teatro sia una categoria formale, una categoria estetica, sia un linguaggio definito. No, il terzo teatro era la libertà totale di avere tanti linguaggi. Quello che era importante è che paradossalmente aveva tantissime cose che lo facevano rispecchiare positivamente con il teatro della commedia dell'arte storico. E cioè la grande popolarità, la grande solidarietà tra le persone che componevano i gruppi, il virtuosismo fisico, la polivalenza del mestiere, essere anche capaci di suonare, cantare, ballare, un'identità scenica fatta di personaggi diversi dall'identità personale, la capacità di riconoscere i caratteri, i personaggi, non necessariamente in maschera, ma i personaggi, riconoscerli come archetipi, come tarocchi del destino
che servivano come grimaldelli per cercare di capire la realtà più che per raccontarla. Cosa c'è di veramente contemporaneo? Ciò che sa ripetere i linguaggi del presente o ciò che sa essere senza tempo per scardinare anch'essi, come si scardinano attraverso l'arte i linguaggi del passato? A me interessa il teatro del futuro e penso che questo sarà molto imparentato con la commedia dell'arte in qualche modo, perché la commedia dell'arte è una forma, un mondo, un pianeta dell'universo teatrale che è capace di dialogare con tantissimi teatri di profonda tradizione. Quando dico di profonda tradizione, dico proprio quelli che sono capaci di essere senza tempo e che sono ancora importantissimi, teatri di profonda tradizione di tutto il mondo. Secondo me, se ci sarà un teatro nel futuro non appiattito sulla dimensione video, sarà proprio nell'incontro tra la commedia dell'arte, il teatro cinese, il teatro giapponese, il teatro balinese, il teatro africano e certe drammaturgie indie del Sud America, eccetera, eccetera. Il futuro, secondo me, è quello, perché la popolarità di cui parlo non è la popolarità delle forme, dei personaggi, delle storie, dei canovacci e di tutti gli altri reperti storici. È una popolarità della vita, della necessità umana e culturale che sta sotto e che teneva in vita quei repertori, che li tiene in vita ancora per chi è capace di indossarli con rispetto e soprattutto con necessità non simoniaca, cioè se uno non lo fa per vendere, se uno non lo fa per avere un successo veloce, il teatro dei simboli, degli archetipi, delle maschere e dell'improvvisazione è la cosa più difficile del mondo ed è la cosa più sana, più corretta dal punto di vista della filosofia estetica che esista ed è la cosa che fa assomigliare il teatro ai punti più alti delle altre arti. Sta parlando un innamorato perso della commedia dell'arte, quindi se non siete d'accordo, se qualcuno non è d'accordo, mi perdonerà. Però questa è una delle cose che mi fa ancora andare avanti.